In Banbridge town in the county down one morning last July, from a boring green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elder, I shook myself for to see I was really there. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the brown Colleen that I met in the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the brown Colleen that I met in the county down. As she homeward sped, sure I stretched my hand, and I looked with a feeling rare. And I says I to a passer-by, who's the maid with the nut brown hair. He smiled at me and he says he, there's a gem of Ireland's crown. Young Rosie McCann from the banks of the Banff, she's the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the brown Colleen that I met in the county. Questo è più grosso che evita. Ma sei manifesta? Devi tirare. Aspetta, fammi vedere. Ah, bravo, bravo. Bravo. Devi girare questo. Che difeso? Buchi, marchingegni. Dobbiamo mettere insieme queste tre parole e dobbiamo farlo proprio su un marchingegno. Voi sapete cos'è un marchingegno? Ve lo faccio vedere che cos'è. Quello è ad esempio un marchingegno, giusto? Allora, vediamo come si può costruire un marchingegno del genere che però abbia a che fare anche con i buchi e con i suoni, perché sono queste le due cose a cui stare attenti. Questo ce l'hai i buchi? Poco. Soprattutto a pochi suoni, oppure ne ha alcuni troppo grossi. Sono tutti gli strumenti che si possono utilizzare chiedendo Un pezzettino di tubino meglio? It was on a fine summer's morning, when the birds sweetly sing on each bough. I heard of her maid sing most charming, as she sat a milking her cow. Her voice it was chanting melodious. Passo semplice, passo e chiudo, questo è il passo semplice. Siccome sono due passi semplici, ne faremo uno così e uno contesto, quindi sarà passo e chiudo, passo e chiudo.
Facciamo solamente un passo in chiudo, poi vi faccio vedere il doppio, lo faccio di molto verso di voi. Io parto con destro mio, ma voi con sinistro, ok? Va, è semplice, chiudo, è semplice, chiudo, sì. Questa posizione ti sta lasciando la dame un po' indietro. Cercate di essere sempre affiancati. Il problema è che per chi sta più vicino al centro fare un passo lungo si può correre grandi distanze, per chi sta all'esterno passo lungo vuol dire piccole distanze, quindi chi sta al centro passi piccoli, tutti i cavalieri passi piccoli e leggermente più grandi i passi delle dame che stanno all'esterno. Bene, l'atteggiamento suo è quello giusto della dama, mi serve essere una gran gonna. Perfetto. I cavalieri eventualmente possono tenersi la mano sullo spadino che non si sa mai. Ancora due passi. So, do, io. Perché si chiama doppio? Perché come se fossero due passi con lo stesso piede, cioè pa, so, do, io. Indietro piccolissimi. So, do, io. Destra, sinistra. Avanti, pa, so, doppio, mano destra con mano destra, pivot, semplice, semplice, pa, so, doppio, cambia mano con destro, semplice, adesso le Maria. Grazie a voi e alla prossima volta. Grazie. Grazie. Ciao.